Sappilo, non son disposto a dimettermi. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Hollanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. La gira, Silvano, peggio per te. Buonasera. Greco Rutti è appena rientrata dal pronto soccorso perché voleva assaggiare anche lei il salame, gli è scappato il coltello, insomma incidente di percorso. Al di là di questo è stata una bella manifestazione. È stata bella, sono rientrato adesso e adesso comincerò a far festa anch'io. Senti, un paio di giorni mi hanno detto che già ieri eri un po' preoccupata, no? Sì, eri un po' preoccupata, ero no? preoccupata per il discorso dei salami e non avevamo ancora un numero abbastanza grande per poter avere tutta quella giuria che avevo scelto per questa manifestazione. Senti, poi meglio dalla Liegi, Baston Liegi, sono arrivati tutti all'ultimo, no? Sì, tutti all'ultimo, sono arrivati più o meno un 30 salami un po'. Senti, mi risulta 46, 47. 46, sì. Abbiamo visto anche politici. Sì, non proprio tanti quest'anno. Ma sai perché? Te lo dico io, da semplice cronista di provincia, a cui il voyeurismo non si addice, sai perché te lo dico? Perché non siamo ancora in campagna elettorale a pieno e dunque non si presenta. Vedrai che se la facevi verso il 20 di maggio avevi la coda, meglio della tangenziale di Mestre. Siccome che questa manifestazione non è stata organizzata da adesso, ma è già stata organizzata, sono già 3-4 mesi che ci sto dando, sto lavorando e quindi non sapevo quando erano le elezioni e Hai fatto più che bene. naturalmente ho dovuto fare così. Senti, il salame trionfa la genuinità. Sì, senz'altro, e quest'anno ancora meglio perché erano tutti salami abbastanza buoni. All'infuori che erano buoni. Senti, non resta che dire, non sapete cosa vi siete persi. Senz'altro. Beh, quest'anno organizzare e avere tutta questa gente sono soddisfattissima del risultato. Vediamo un po' la presenza vostra quest'oggi all'interno della mostra regionale del salame. Partecipate con questo stand per raccontare un po' la vostra iniziativa. Di che cosa si tratta? Esatto, noi siamo qui presenti per far conoscere l'intervento che stiamo portando avanti a Veliki Blih in Slovacchia. Siamo nella zona est-sud-est della Slovacchia, una delle zone più povere della Slovacchia. Più precisamente è un punto a circa 6 km dal confine ungherese e siamo a una cinquantina di chilometri sia dalla Polonia che dall'Ucraina. Questo è il progetto, no? Questo è il progetto che stiamo portando avanti. Ecco, lo facciamo proprio in presa diretta, giusto per far vedere ai nostri telespettatori di che cosa si tratta. Noi abbiamo per adesso costruito questa parte. Sì. Che è stata portata a termine, che corrisponde a questa casa questa. Qua. Ecco qua, proprio in presa diretta facciamo vedere le immagini. E questo pezzettino qua. Perfetto. La parte grande, che è questa, sono complessivamente circa 1500 metri quadri ripartiti su 3 piani e verranno costruite 150 stanzette per i bambini. Speriamo di riuscire a attrezzare 2 zone per laboratorio odontoiatrico e un centro medico, in modo da poter fare l'attività diretta sempre tramite volontari nei 2 settori. Senta, da quanto tempo che operate con... Dal 2004 che abbiamo iniziato ad operare gli Veliki Blih, che è un piccolo centro di circa 1200 anime lì proprio a Veliki Blih. Però ha 20-22 agglomerati e satelliti tutti intorno che però fanno parte, diciamo, dello stesso mandamento. Senta, vediamo al caso che adesso qualche nostro telespettatore vi sta ascoltando e magari ha il piacere di conoscervi meglio. Come può fare? Per conoscerci meglio ci trova sul blog, il cui indirizzo esatto è... Lo lega pure perché intanto... bambinionluscormons.blogspot.com dove noi riportiamo tutte le nostre attività. E specialmente dal punto di vista fotografico, perché ci teniamo che chiunque ci dia €1 di aiuto sappia come è stato destinato. Noi dobbiamo dire grazie per quello che abbiamo fatto e quello che stiamo facendo a livello di costruzioni
al gruppo ANA di Palmanova che ci sta supportando sin dall'inizio di questa opera. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Olanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. E la gira, Silvano, peggio per te. Silvano, peggio per te. Bada badi bada bada bada.